La Sanremese cerca una vittoria che manca da 3 giornate su un campo storico come l'Ossola di Varese. La formazione locale è clamorosamente impelagata nelle zone basse della classifica dopo un inizio in ritardo. I matuziani hanno perso contatto con i primissimi posti del girone, padroni di casa che partono fortissimo ma peccano di imprecisione fuori di poco. Infatti i primi tentativi lombardi ad opera di Otelé e di Besmir Balla, che rientra bene ma calibra male il destro a giro. La Sanremese Sornione incassa e cerca di colpire in ripartenza sulle palle native. Allora prima su un calcio d'angolo, doppia occasione per gli ospiti, poi su una punizione da 3 quarti Pellicanò fa le prove generali del gol, perché qualche minuto dopo, è il 32esimo, azione a 3 passaggi degli uomini di Bifini con lancio dalle retrovie, cross al volo di Bregliano e conclusione di prima di Pellicanò che fredda Marco Lassi. 0-1 Sanremese, raddoppio che potrebbe arrivare subito, ma Lo Bosco spara su Lassi al termine di un contropiede perfetto dei matuziani. È già una sorta di colpo del KO, perché nella ripresa la Sanremese controlla e al momento giusto colpisce. Momento giusto che al 79esimo, quando cioè Momo Diallo entra in area, si libera di un avversario in diagonale, trova il Pertugio per chiudere virtualmente la gara. Virtualmente perché ci sono ancora 10 minuti, c'è ancora il tempo per il punto esclamativo in pieno recupero. Infatti Sturaro in pressing alto recupera un pallone sulla 3 quarti, si invola verso l'area e batte per la terza volta un impotente Marco Lassi. 0-3 e Tripudio Sanremese, la formazione di Bifini torna alla vittoria e lo fa nel modo più bello. Mercoledì big match al Comunale con la Caronnese.